È il 18° del secondo tempo quando Simone Casu, attaccante del San Domenico Canica, si fa respingere da Sanna il calcio di rigore del possibile 1-0. 10 minuti più tardi Alessandro Porcu, entrato nella ripresa nelle file della Monserrato, di testa mette dentro il gol partita. Sono questi i momenti più significativi di San Domenico Canica Monserrato, una partita molto delicata per entrambe le squadre che gli ospiti hanno vinto con merito dimostrando di meritare la salvezza diretta. La gara è stata condizionata dal forte vento che ha soffiato sul comunale di Canica, ma è pur vero che la Monserrato ha capito ben prima degli avversari che in giornate come queste tenere palla a terra e farla girare con precisione è molto più produttivo che tentare i lanci lunghi. I biancocelesti si fanno vedere subito dalle parti di Porcu con una conclusione di Dia, ma il portiere di casa, dopo essersi impossessato della sfera, viene caricato da Chessa e il suo gol invalidato. Nonostante la buona volontà di Murgia e Casu, davanti il Canica latita, e questo è l'unico cross pericoloso del primo tempo, il che è tutto dire. La Monserrato invece punge con frequenza. Nieddu, al 38esimo, cerca di approfittare di un mezzo errore di Porcu che rimedia con i piedi. Poco dopo il San Domenico Canica chiede un calcio di rigore per un intervento in area di Sieni su Casu. Dal replay pare che il numero 5 ospite intervenga sul pallone. Al 44esimo ancora Nieddu controlla una palla vagante sulla tre quarti, si gira e di prima intenzione calcia verso la porta, costringendo Porcu ad alzare la palla sopra la traversa. La ripresa si apre con un cambio nelle file della Monserrato, fuori Dia e dentro De Dola. Poco dopo in campo anche De Renzi e Capita per Venusti e Solinas. Subito il San Domenico Canica ha una ghiotta palla gol non sfruttata da Murgia, che da pochi passi spara alto. Risponde la Monserrato con Pinna, sul cui sinistro Porcu si distende e manda in angolo. Al 18esimo Simone Casu riesce a conquistare il calcio di rigore che poteva portare i gialloazzurri in vantaggio. Il contatto dal replay sembra esserci. La riproposizione del tiro dal dischetto, tutta la reattività di Stefano Sanna. Il numero 1 ospite è ancora protagonista qualche minuto più tardi su Murgia, che si impossessa della sfera dopo una buona discesa di Obino, ma il suo sinistro è troppo centrale. Sulla ribattuta il signor Casu di Sassari valuta a mani un intervento della difesa. La punizione dal limite calciata da Murgia è un'autentica sassata che si perde di un soffio al lato. Al 75esimo la Monserrato passa. Punizione di Pinna, dormita generale della difesa di casa e Porcu di testa beffa il suo omonimo avversario. I padroni di casa si buttano a testa bassa in avanti alla ricerca del pareggio. Ci provano prima Pinna Nossai, che gira al volo un cross della destra ma non trova la porta. L'ultima occasione è confezionata da Giuseppe De Renzi, che fa 50 metri palla al piede, converge verso il centro ma il suo sinistro sbatte sulla parte alta della traversa. San Domenico Canica Monserrato 0-1.